lei ha detto che Bruxelles e anche l'Italia bisogna riprogrammare la centralina. Chi è che deve riprogrammarla? Beh, direi Cioè, la politica, decisamente. voi agricoltori, il mondo politico, il mondo associativo? Io credo che tutti insieme, quindi a cominciare dalle associazioni agricole, arrivando alle istituzioni, dobbiamo fermarci un secondo, capire dove sta andando il mondo, guardare dove sta andando per evitare che i nostri imprenditori agricoli si trovino tra qualche anno fuori dal mercato. Quindi, dato che non ce lo possiamo permettere, ritengo che prima di parlare di futuro della politica agricola comune piuttosto che di budget sarebbe importante capire qual è la politica che si vuole adottare per l'agricoltura europea ed italiana e quali sono gli obiettivi. Fissate la politica e fissate gli obiettivi, a quel punto si definiscono le risorse necessarie e gli strumenti. Vi ricordo che la PAC è uno strumento, non è la politica. Ma c'è sinergia tra gli operatori e la politica oppure c'è un salto che non riuscite a superare? L'Italia è un paese democratico, in Europa ci sono paesi democratici, quindi le persone che ci rappresentano sono democraticamente eletti dalla base, quindi da noi, e quindi necessariamente deve esserci un confronto. L'Occidente quando sta sottovalutando i BRICS? Ma secondo me non è che li stiano sottovalutando, sono gli altri che stanno andando avanti a prescindere, quindi nella vita vanno avanti quelli che nonostante tutto non si fermano di fronte a nulla. I paesi BRICS in questo ultimo periodo stanno crescendo molto. Ecco, ha detto di ritornare alle origini, cioè? Nel Cioè, 1960, dal reddito alle aziende, nel però 1960 i padri fondatori dell'Europa, quando scrissero lo Statuto della Comunità Europea, scrissero che bisognava garantire un giusto reddito agli agricoltori e un giusto prezzo ai consumatori. Possiamo dire che oggi l'attuale politica agricola comune assolve a questo compito? No, e quindi bisogna ritornare alle origini, far sì che la politica agricola europea dia quelle garanzie di reddito agli agricoltori e un giusto prezzo al contrario ai consumatori europei. visto che lei rappresenta anche l'Europa, anche gli altri paesi la stanno facendo, stanno cercando questa quadra del cerchio. Ma io ascolto tutti per i 27 gli Stati membri che compongono oggi l'Europa e da parte di tutti c'è la volontà di guardare ad un futuro diverso. Abbiamo proprio presentato qualche giorno fa il documento di visione della COPA che appunto costruisce un modello da qua ai prossimi 15 anni di crescita sostenibile per l'agricoltura europea.